Immaginate di aver appena ottenuto una promozione, di aver saldato il mutuo della casa, di aver portato a casa il primo utile della vostra attività, di aver preso una laurea, che vi sia nato un figlio o una figlia. Immaginate di vivere nelle opportunità di una grande città o nella serenità di un piccolo villaggio e di pensare al futuro come fosse scontato. E poi tutto crolla e avete pochi minuti per mettere tutto ciò che siete in una valigia e fuggire dal vostro paese. Dall'Ucraina è in atto il più grave flusso migratorio dal secondo dopoguerra. Oggi sono quasi 3 milioni le persone che tentano la fuga dalla stretta di una guerra che dipende da dinamiche mondiali. Un fenomeno che è destinato a moltiplicare nei numeri e che senza dubbio influenzerà la storia. Подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Russian government has perpetrated Слава cyber Збройним attacks силам against України. Слава Україні! Przemyśl viene considerata la seconda città più antica della Polonia. La sua storia ha spesso a che fare con il concetto di confine e anche con quello di guerra. Pochi sanno che durante l'operazione Wistola centinaia di migliaia di famiglie ucraine furono obbligate a trasferirsi altrove. Al giorno d'oggi, forse, quel vecchio pesante debito viene ripagato dall'accoglienza che il popolo polacco sta dimostrando nei confronti dei suoi vicini di casa. E anche noi italiani, con tutti gli altri paesi europei, stiamo facendo la nostra parte. In questa città osserviamo bene come cambia una comunità che, nonostante si trovi lontano dal conflitto, viene scossa dall'onda d'urto di una guerra europea. A centinaia affollano il salone principale della stazione centrale. Sono in prevalenza donne e bambini, avvolti dalle coperte e appesantiti da bagagli polverosi e sacchetti di plastica che si portano sempre appresso. Lì dentro ci sono le loro storie, quello che rimane delle loro vite, qualche vestito, qualche ricordo. Il cellulare è specialmente qualcosa di prezioso, anche per le persone più anziane. Ormai nessuno porta con sé gli album fotografici. Negli ambienti all'interno della stazione i volontari si sono organizzati, stanno offrendo ai profughi cure mediche, pasti caldi, delle SIM card per telefonare a casa. Sono molte le persone che vediamo hanno passato la notte in questi corridoi, ci sono molte donne, bambini e comunque è grande l'aiuto del popolo polacco verso quello ucraino. Quando viene la sera, la polizia non consente ai giornalisti di entrare né di avvicinarsi alle finestre. Sulle brandine riposano e attendono i rifugiati. Alcuni riescono persino a sorridere. Tesco è un centro commerciale nella periferia della città. La polizia e i vigili del fuoco vi hanno stabilito un rifugio per chi arriva dal confine, ma i posti, anche le brande sul pavimento, sono in esaurimento. Agli uomini, dice la polizia, non è concesso entrare. Fa molto freddo e nel parcheggio antistante i profughi vagano tra montagne di vestiti e una vasta gamma di bancarelle di cibo, bevande e altri servizi. Nel grigiore di un pomeriggio invernale l'apparenza è quella di una fiera desolante, ma avvicinandosi alle famiglie torna evidente il sollievo che la generosità dei volontari suscita in chi è fuggito dalla guerra. Nel 2022 è bello vedere che in fondo qualcosa è cambiato e che il fatto di consolare i bambini è tra le priorità della nostra società. Giovani volontari lavorano incessantemente, creando reti tra chi offre un trasporto e chi ne ha bisogno. Up until this point, this has only been a small percentage of the people that will actually come. So this is going to get a lot worse very soon. If the war with Russia doesn't stop, and right now it seems like it's just getting worse, this will double, triple, tenfold, so it's really important, especially young people feel the need to help because, we're the generation that hasn't experienced war. We were at peace for the last 30 years.
Ci chiediamo se il confine di Medica sia mai stato piacevole da oltrepassare, con le aiuole curate e i marciapiedi puliti. Per noi la sensazione è stata quella di passeggiare dentro un portacenere, dove tra i falò, i bidoni di latta e il cibo rovesciato per sbaglio dai bambini, il nevischio che non attacca e gli anziani che si muovono lenti, corrucciati tra le folle, sono i simboli del passaggio di un popolo che ha perso qualcosa di importante. Sulla strada c'è qualche militare, tantissimi giornalisti e una fila di auto che aspettano di entrare in Ucraina. Ogni volta che qualcuno si intravede all'orizzonte, un'auto, una famiglia a piedi, li si osserva per diversi minuti, quasi a cercare di catturare con lo sguardo qualche loro emozione. Lì vicino c'è un cancello e una via pedonale che porta alla dogana. Da lì serpeggia l'interminabile scia di profughi, che lungo la via raccolgono da terra le provviste predisposti ai margini della corsia, cercando di trovare per i figli e le figlie le merendine preferite. Quel punto non rappresenta il vero e proprio confine, eppure tutti vi si fermano come vi fosse un muro invisibile. Alcuni si abbracciano, altri si salutano, forse per sempre. A nord visitiamo un altro punto di raccolta vicino al confine, quello di Korzowa, in Polonia, dove le persone attendono in lunghe file sotto lo scendere lento della neve. I loro sguardi sono angosciati come se non avessero ancora elaborato ciò che hanno perso. Una signora urla che è un incubo, da cui non si sveglierà mai. Altri si mostrano determinati e allegri per se stessi e per le loro famiglie. Parlano con la polizia e i soccorsi, si informano sul viaggio che dovranno affrontare. Un cartellone digitale afferma che la Polonia li aiuterà e i militari portano i bagagli alle signore anche quando non è strettamente necessario. Gentilezze che scaldano e aiutano ad andare avanti. A nemmeno 1 chilometro da lì, lungo la strada sul confine, altre auto in coda per entrare in patria. Da lì quei veicoli percorreranno circa 80 chilometri prima di trovarsi dentro l'oscurità e l'incertezza della guerra. Sul confine slovacco a Vyšné Nemeče batte il sole e questo rende apparentemente tutto un po' meno malinconico. Sono stati allestiti dei tendoni dove le persone possono fermarsi a riposare al caldo, caricare il cellulare e mangiare qualcosa. La disperazione è velata dall'orgoglio, persino nei ragazzi. Non provate a intervistare un uomo, ci dicono. Se è qui significa che non è idoneo a combattere e di questo si vergogna terribilmente. So I was actually here by 2 weeks, so I'm not just was in Kyiv by that moment, but my family is still there. So it's hard, you know, harder than even because I'm there, and they just in Kyiv, and it's very scary. I can't even sleep normally because I'm very nervous about they. So I decided to help somehow I can. So davanti alla carreggiata d'ingresso in Ucraina ci sono decine di camion. Alcuni trasportano elmetti, giubbotti tattici e altri equipaggiamenti. Capita di notare qualcuno, specialmente uomini, che giunti al confine con pesanti zaini e attrezzature cercano quasi con rabbia un passaggio verso l'interno dell'Ucraina. Di loro si è parlato meno, come se imbracciare un fucile fosse una scelta. Da una parte e dall'altra, per l'Ucraina come per la Russia, giovani in uniforme muoiono per una causa che probabilmente non comprendono ancora appieno. Motivazioni politiche, economiche e sociali che sfuggono anche a noi, che osserviamo negli occhi di questi profughi il riflesso di chi hanno dovuto lasciare.